stiamo vivendo una società un pochino malata, ma che magari quella domenica, a prescindere dalle polemiche dei supermercati con bella, sia opportuno riposare fisicamente piuttosto che dedicarlo a tantissime altre attività, o altrimenti andare a prendere in considerazione in questa realtà che le uve, per poter essere vinificate, debbono essere ottenute da un impianto evitato che abbia almeno 4 anni di vita. Ma questa è la regola normalissima, tecnica. Se noi dovessimo piantare una barbatella, una pianta, una vite oggi, la vite in ogni maniera ha un ciclo di messa a punto, un ciclo di essere in regola con se stessa, quindi un equilibrio dopo mediamente 4 anni. E quindi non è che abbiano inventato chissà che cosa, hanno preso in considerazione quello che deve essere un evento naturalissimo applicandolo per il campo religioso. Così come anche quello che deve essere nessuna coltivazione specifica a fare i filari. Oggi potremmo leggerla come sovescio, sostanzialmente andare a prendere in considerazione quello che deve essere l'inerbimento ma che non porta frutto e poter successivamente, ribaltando il territorio, dare un contributo e creare un equilibrio ancora migliore per quanto riguarda la gestione degli impianti vitali. Per passare ulteriormente che quello che deve essere l'anno, cioè l'anno in numero che si ripercuote sempre frequentissimamente, 7 anni, 7, che poi siano di vacche grasse, vacche magre, 7 anni di lavoro e un anno sabbatico. Obbligo per queste coltivazioni di fare 7 anni di produzione, o uno sta di fermo e la usino per fare qualsiasi cosa, non è che debbano distruggere i vigneti, però quell'anno le uve non possono essere lavorate per ottenere il vino, possono mangiare, possono fare quello che vogliono, però non certamente per trasformarle in vino. Quindi capite perfettamente quello che deve essere anche oggi, chiamandolo così in maniera abbastanza parallela, coltivazione biodinamica, biologica, cioè dobbiamo far sì che il territorio vada in equilibrio e fin quando noi andremo a rubare dal territorio probabilmente i nostri pronipoti si troveranno dei territori completamente snaturati. Quindi il rispetto di riposare o di fare coltivazioni alternate. Quindi sono tecniche che pur risalendo nella storia ma sono decisamente moderne. Tutti i prodotti debbono essere utilizzati certificati, quindi non ci possono essere dei fornitori di tecnologia che siano un po' birichini piuttosto che no, in maniera strana. Cioè, tutta la tecnologia deve essere certificata. E quello che deve essere intrigante, e oggi, sempre per la chiave moderna, si chiamerebbero prodotti vegani, il vegano, nella sua grandissima presa di posizione, non può, non deve mangiare o comunque alimentarsi con prodotti di derivazione animale. E nel mondo del vino c'è una compartecipazione di questi prodotti. Siamo caseinati, che si chiamano caseine, piuttosto che di lieviti di origine animale, però ci sono. E loro hanno detto no, non li vogliamo. Quindi sono loro gli antesignani dei vegani di oggi. Quindi capite perfettamente quanto si possa fare il passaggio da una parte all'altra. Il personale osservante, chiaramente che deve essere la mattina andando alla messa e poi vanno a fare diverse cose. E l'ultimo, per tradizione, dovevano versare il tributo a chi di dovere e quindi dedicavano indicativamente al 10%. Oggi è solamente un simbolo dell'1% di vino che non può essere bevuto, utilizzato, ma deve essere decisamente gettato via. Gettato via poi non me lo so dire se effettivamente di dietro la cantina c'è qualcuno che ce lo va a recuperare, perché poi in realtà ve lo trasformo quando ci fosse una DOCG che costa l'ira di Dio, carta di credito e leasing, e per 1000 motivi non è messa in commercio carta di credito e leasing, te la danno, te la declassano tecnicamente, te la fanno passare, si chiamano outlet, quindi negozi normalissimi, marchio, perché c'ha magari un pulino, te lo mettono sottotono e te lo danno, non dico gratis, ma te lo fanno, quindi non ve lo so garantire se quel 1% risulta essere così giusto o sbagliato, però è la osservazione, l'osservanza dei dettami legati alla religione. Da qui chiaramente deve essere piacevolissimo il pensare che tutti questi prodotti che oggi andremo a degustare abbiano questo tipo di logica. Quindi indipendentemente che, e contesto gli amici, mi piacciono o non mi piacciono, non ha alcuna importanza che mi debbano piacere o che ci debbano piacere. Perché fino a prova contraria voi oggi adesso state subendo la mia violenza. È chiaro che ci piace o no, fino a prova contraria state qui fin quando diciamo è finito il gioco. Quindi dobbiamo conoscerci. Forse
ci sarà qualcuno che mi spara, forse qualcuno invece va avanti, infatti fra poco farò passare a Francesco, però tecnicamente è il gioco così. Quindi la cosa importante non è tanto andare a verificare se mi piace o non mi piace, è andare a fare nuove esperienze. E le nuove esperienze non sono mai negative, sono nuove acquisizioni di valori diversi da quelli che avevamo fino a 3 minuti fa. Quindi quello che vi sto spingendo affinché queste degustazioni non vengano fatte con l'occhio critico di andare a dire ma senti che c'è, senti che cos'è, andare a cercare con libertà di pensiero, ed è per questo che le 4 mani diventano 44 coppie di mani, cioè tutti quanti, cui abbiamo il diritto e il dovere di manifestare i nostri pensieri. Questo è l'invito che vi do per tutte queste degustazioni. Non c'è da una parte chi sta ma siamo tutti quanti noi partecipi all'interno dell'esperienza socializzata. Vi prego solamente una piccola raccomandazione di ordine tecnico, che i colleghi che faranno il servizio, con tutto stambaradan di bicchieri, possono trovare delle difficoltà, per cui vi chiedo che il bicchiere di turno, che ve lo portiate sul davanti, sostanzialmente in posizione comoda, e che poi ve lo rimettiate sul dischetto costituito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vini. Però per facilitare ve lo spostate voi, perché altrimenti, a prescindere che cercheremo di essere molto attenti, però per comodità del servizio. Adesso, dopo tanta sregolatezza, c'è il genio. No, adesso ferma un attimo, perché io penso sempre per realizzare. Quindi andiamo e magari tra l'una e l'altra qualche piccolo intervento sul merlot. Ok. È chiaro che il rito trentino è prediche corte, luganiche lunghe. Se chiacchiere andiamo avanti con il treno. È altrettanto vero che però vi gradisco far passare immediatamente 2 piccoli consigli, non agli acquisti, bisogna fare il servizio. Non consigli agli acquisti, ma solamente cose che qualcuno mi conosce, sa perfettamente che sono di una rigidità paranoica. Intere generazioni di trentini sono andate a lavorare alla Michelin ed erano orgogliosi di andare a lavorare alla Michelin. Tutto di colpo, e tutto di colpo dalla sera mattina questi personaggi si sono messi la cravatta piuttosto che i papillon, no, piuttosto che la camicia bianca, perché la sera mattina si sono trovati a lavorare a chi? Alla Michelin. È chiaro che se noi andassimo dal nostro amico gommista adesso e chiedessimo 4 Michelin, se tu fai vedere i soldi te li danno 4 Michelin. Però è altrettanto vero che è opportuno chiedere 4 Michelin col cambio dei pneumatici da neve con bella. E quindi questo vino che stiamo andando a degustare adesso si chiama Merlot. Perché il Merlot non è un vino trentino, veneto o friulano, è un vino uva che deriva dalla Francia, dalla zona del Bordeaux. E quindi quello lì si chiama Merlot scritto, Merlot pronunciato. Non venga fuori che noi vediamo che questo si chiama computer e avanti questo passo. Cioè, non tanto per fare l'esotico piuttosto che fare l'esperienza, però diamo a Cesare quello che è di Cesare, quindi si chiama Merlot. L'altra valutazione importantissima, ma è un po' una così, no? Però mi tocca perché altrimenti mi rode, e soprattutto chi mi conosce mi direbbe, ma perché non lo dici? I bicchieri, dal momento che hanno lo stelo, debbono essere tenuti uno stelo. Che per caso non mi veda, no? Perché c'è qualcuno che mi comincerebbe a guardare, ma poi non lo dice. Perché a noi hanno tagliato le dita piuttosto che altre Mediterranee? Detto questo, guardate, senza terrorismo, però insomma. Come al solito, penso che il gioco valga la pena, che il servizio venga fatto, ognuno di noi vada in outing con il bicchiere di vino, cioè vada dentro il bicchiere di vino, si crei la sua pensierino della sera, la sua immagine, il suo qualsiasi cosa coordinata, con la sua propria esperienza, e poi lo gestiamo assieme. Cioè della serie che se Francesco o qualcuno di noi dovesse cominciare a dire rosso, bianco, tutti quanti direste sì è vero, ah sì questo no,
non è così che il gioco funziona. Il gioco funziona che ognuno di noi deve risvegliare in noi la curiosità di aver memorizzato un po' di cose e poi trovare eventualmente la conferma, o altrimenti la bacchetta per dire no, è impossibile sentire no, la margherita qui dentro. E allora la cosa importante è che se noi dicessimo sento profumi di margherita, c'ha ragione, sì, ma poi si sente la parola, non ha alcun problema perché il profumo, la margherita non ha profumo oltretutto, no? Quindi serve una doppia provocazione. Però detto questo, dovete essere voi a riscoprire le vostre capacità per poter trovare uno stimolo ancora di più. Altrimenti per andare a bere un bicchiere di vino, Francesco mi direbbe, vabbè, non sai mica stare a fare tutte queste processioni, basta andare a bere. Quindi 32 secondi di riflessione sulle vostre risvegli di capacità, di piacere edonistica, di piacere tecnico, di quello che possono essere diverse valutazioni.